Torna a salire il contagio nella nostra regione, che oggi fa registrare un più 17 rispetto a ieri. Situazione difficile in un liceo di Lamezia, intanto 10 migranti in quarantena trasferiti da Amantea. Superata l'emergenza, Stefanaconi non è più zona rossa, oltre 947 tamponi negativi e riapre anche la scuola. Oltre 10 milioni di rimborsi dal Servizio Sanitario Regionale percepiti illecitamente fra il 2013 e il 2019 dalla clinica Villa Sant'Anna di Catanzaro. Indagini chiuse per Piazza Bilotti, sono 13 gli indagati, le ipotesi d'accusa riguardano presunte irregolarità. In Calabria scarseggia il sangue nei presidi ospedalieri della regione, parte la campagna di sensibilizzazione. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, torna a salire il contagio nella nostra regione, oggi si registra un più 17 rispetto a ieri, ma sentiamo il bollettino regionale. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 201.540 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.002, 17 in più rispetto a ieri, quelle negative 199.538. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 12 in reparto, 2 in terapia intensiva, 71 in isolamento domiciliare, 219 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 9 in reparto, 117 in isolamento domiciliare, 492 guariti e 36 deceduti. A Reggio Calabria 5 in reparto, 98 in isolamento domiciliare, 340 guariti e 19 deceduti. A Crotone 6 in isolamento domiciliare, 133 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 6 in reparto, 26 in isolamento domiciliare, 85 guariti e 5 deceduti. Altre regioni o stati esteri 282, nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 12, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati invece presso l'AO di Cosenza sono 10, di questi 3 sono non residenti, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting fuori regione. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. A Cosenza oggi si registra un nuovo positivo con indagine in corso. A Catanzaro 1 da rientro, 8 da focolaio noto e 4 da nuovo focolaio di Lamezia. A Reggio Calabria invece ci sono 2 nuovi positivi. Dall'ultima rilevazione le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1155. Ed ora ci spostiamo ad Amantea, dove 10 dei 31 migranti positivi che risiedono nel CAS sono stati trasferiti in una nave quarantena. Dopo la protesta degli abitanti di Gasperina che hanno detto no al trasferimento dei migranti del CAS di Amantea positivi al Covid in una struttura del piccolo centro del Catanzarese, si cercano altre soluzioni. Intanto questa mattina 10 migranti ospiti del Ninfa Marina sono stati trasferiti con i mezzi della Croce Rossa fuori dalla regione. Trascorreranno la quarantena su una nave ancorata nel porto di Palermo. Si alleggerisce dunque la situazione nella struttura di via Firenze, dove risultavano positivi circa 55 migranti. Si sta lavorando inoltre per individuare un sito idoneo dove trasferire i 34 extracomunitari che vivono in abitazioni private tra Amantea e Campolo San Giovanni e che sono positivi al coronavirus. Intanto il consigliere regionale Graziano Di Natale, nel corso dei lavori della seduta consiliare, solleva la questione relativa all'emergenza che si sta vivendo nel centro del Tirreno Cosentino. Ad Amantea i migranti risultati positivi ora sono più di 50, fuori dal CAS sono diventati quasi 34-35, nella cittadina di Amantea ci avviciniamo ai 100 positivi.
Questa è una cosa che il Consiglio regionale e insomma è anche la Giunta non può tenere, diciamo, sottaciuta, ma soprattutto non si può abbassare la testa di fronte a un problema così evidente. E io credo, Presidente, che il Consiglio e insieme alla Giunta debbano prendere provvedimenti seri ed urgenti, perché sono fortemente preoccupato di quanto sta accadendo ad Amantea. Adesso la questione dei migranti di Amantea non è competenza del prefetto di Cosenza, che lo sottolinea ai nostri microfoni. Sentiamo. La questione migranti ad Amantea viene affrontata di petto, lo è stato già fatto nelle settimane scorse quando è stata gestita la questione del CAS di Firenze, il Ninfa Marina, dove sono stati divisi i soggetti positivi da quelli negativi e adesso insistono in quella struttura soltanto soggetti positivi e quarantenati, quindi non c'è più possibilità di estensione del contagio. Questa è una prima mossa che è stata di competenza sicuramente della prefettura che si occupa dei richiedenti asilo che sono all'interno di questa struttura. Per quanto riguarda invece gli altri positivi che sono emersi durante i controlli effettuati sui contatti e quindi nelle aziende e in altre che erano invece residenti in strutture diverse, private, magari in situazioni di promiscuità, è stato necessario prevedere il trasferimento. Di questo argomento parliamo con il prefetto che non ha però competenza proprio su questa situazione. Deve essere molto chiara la competenza della prefettura, cioè la prefettura e i prefetti hanno competenza sui migranti che sono collocati nei CAS, cioè nei centri di accoglienza straordinaria, i richiedenti asilo. Esiste la categoria dei migranti regolarmente residenti sul territorio comunale che è di competenza del comune, dell'ASP e infine della Regione. La Regione ha bandito e quindi ha individuato delle strutture dove far effettuare la quarantena in piena sicurezza a coloro che comunque sono residenti sul territorio calabrese, ma per quei soggetti, diciamo, che non possono svolgere in sicurezza la quarantena nella propria abitazione. Fra questi ci sono i migranti, quelli che lavorano soprattutto nei campi, che purtroppo convivono in situazioni di promiscuità, in sovraffollamento, e questo è il problema di Amantea. Ora la Regione sta verificando l'idoneità delle strutture che hanno risposto a questo bando per poter consentire il trasferimento. Si tenga presente che queste strutture chiaramente debbono essere visionate e chiaramente verificate dalla Regione. I prefetti non hanno nessuna competenza sullo spostamento delle persone positive al centro delle città, come è stato detto, eccetera, eccetera. E questo ci tengo molto a dirlo. Teniamo presente anche che i CAS sono soggetti a prescrizioni sanitarie, a prescrizioni di vigilanza molto rigorose, che noi stiamo monitorando costantemente grazie anche all'ASP di Cosenza. Questo è molto importante, si faccia questa distinzione, perché questi migranti positivi che andranno nelle strutture individuate dalla Regione andranno lì perché altrimenti devono fare la quarantena in una situazione di promiscuità e quindi il contagio si propaga. Ma la mascherina è davvero il primo presidio personale che bisogna attuare proprio per scongiurare un'impennata dei contagi, una nostra inchiesta per capire se davvero viene utilizzata da tutti. Da 6 giorni in vigore, l'ordinanza che impone l'uso della mascherina anche all'aperto per tutti i cittadini è osservata dalla maggior parte delle persone. Basta guardarsi un po' attorno per vedere che quasi tutti la indossano, più o meno correttamente. Uno scenario ben diverso rispetto a qualche settimana fa, quando erano davvero in pochi a coprirsi il volto per strada. L'ho sempre messa, sempre, queste sanitarie. Chirurgiche che sono più comode. Sì, ne ho forse 200 a casa. Anche prima dell'ordinanza. Quindi lei crede che sia uno strumento utile? Sì, abbastanza. Sì. E con la chirurgica diciamo è sopportabile la situazione? Sì. Soprattutto ora che fa più fresco si riesce a sopportare di più. Ad agosto si soffriva onestamente, però. L'ordinanza prevede sanzioni da 400 a 1.000 euro per i trasgressori delle misure di prevenzione e contenimento del contagio. Oltre alla tutela della propria e dell'altrui salute, sono altri buoni motivi per rispettarla. Mascherina sì, al momento sì. Poi vediamo come va avanti la situazione e eventualmente ce ne libereremo di nuovo. La indossa perché c'è l'ordinanza oppure perché è convinto della sua utilità? Per l'ordinanza, perché magari in questo momento stavo parlando con un amico, a distanza potevo anche evitarla di mettere, però
giustamente manteniamo l'ordinanza. Ed ecco le ragioni di chi non la usa. Perché senza mascherina? Ma io non credo che la mascherina sia una soluzione per questo virus, perché penso che all'aperto ci sono stati degli studi che hanno constatato che facesse più male del virus stesso, in quanto una fonte di una respirazione malsana dovuta alla respirazione di anidride carbonica. Ma quando poi gli ricordiamo che potrebbe incorrere in una multa? Sicuramente, nonostante io abbia un'idea un po' diversa, credo che sia giusto mantenere un certo ordine, quindi prossimamente la metterò, anzi la metterò subito. Insomma, la mascherina fino al 7 ottobre, ma quasi sicuramente per un po' di tempo in più, sarà la nostra compagna di viaggio. C'è chi ne approfitta per aggiungere un tocco di stile al proprio look. Sì, anche con il nome, questa qua che sono i miei colori preferiti, dove le trovo le acquisto. E crescono, dicevamo, i contagi in tutta la regione, preoccupa invece in queste ore la situazione di Lamezia Terme. Sentiamo il sindaco. Cresce il numero di positivi al Covid in Calabria, anche a Lamezia la situazione, seppur sotto controllo, desta qualche perplessità. Ma questa avanzata del virus si è manifestata in maniera abbastanza forte da un punto di vista numerico circa un mese fa ed eravamo arrivati a 18 casi di attualmente positivi. Poi per un buon periodo, circa 20 giorni, non vi sono stati casi e di rimando vi sono state 5 guarigioni ed eravamo scesi a 13 casi. Tra ieri e oggi abbiamo avuto di nuovo un po' un'impennata di casi perché ce ne sono stati 8, di cui 5 ieri facenti parte di un unico nucleo familiare di soggetto già risultato positivo qualche giorno prima, altri 3 casi sono stati riscontrati oggi. Si tratta di 8 casi di soggetti extracomunitari che sono residenti alla Lamezia Terme. La situazione è sostanzialmente sotto controllo, nel senso che dei 21 casi abbiamo 18 isolamenti domiciliari e 3 ricoveri, ma non assolutamente in condizioni preoccupanti. Noi interveniamo immediatamente di concerto con l'ASP per porre in quarantena tutti i soggetti in stretto contatto e nel complesso stiamo gestendo con le difficoltà che è immaginabile ed era immaginabile che vi fossero state, ma senza criticità particolari o senza che la vita della città possa particolarmente risentirne. Adesso andiamo a Stefanaconi, dove riaprono le scuole. Il piccolo centro del Vibonese non è più zona rossa. Stefanaconi non è più zona rossa, negativi oltre 900 test e così per il piccolo centro del Vibonese finisce un incubo e questa mattina grande festa per la riapertura delle scuole, il saluto delle autorità, l'emozione di genitori, alunni, insegnanti e i palloncini colorati, simbolo di rinascita per la comunità. La comunità di Stefanaconi ha reagito in maniera ammirevole, devo dire, a quello che è successo. E la dimostrazione è oggi, che è l'inaugurazione di questa scuola. Appunto, la comunità che riprende il suo cammino, certamente sempre nel rispetto di tutte le precauzioni, ma la comunità si è dimostrata forte. Una normalità dunque riconquistata dopo giorni di apprensione dovuti ai casi di Covid registrati sul territorio di Stefanaconi. Un giorno particolare per questa comunità, usciamo fuori da un momento difficile, ma vedere questi bambini che entrano a scuola per noi è la cosa più bella che potessimo immaginare. Ogni chiusura è un duro colpo per le attività commerciali, per i lavoratori e per tutta la popolazione. Quindi questo è stato un momento difficile anche per loro, ma mi auguro in particolare che questo problema purtroppo possiamo venirne a capo e tutti coloro che sono ricoverati possano tornare nella nostra comunità e sorridere meglio di prima. Adesso parliamo di cronaca con falsi ricoveri alla clinica Sant'Anna di Catanzaro. Dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura è emerso che sarebbero stati percepiti oltre 10 milioni di indebiti rimborsi. Questa mattina è scattata l'operazione denominata Cuore Matto che ha portato proprio al sequestro per equivalente.
Falsi ricoveri per frodare il servizio sanitario. Nei guai il management della casa di cura Villa Sant'Anna di Catanzaro, che tra il 2013 e il 2019 sarebbe riuscita a percepire rimborsi dal servizio sanitario regionale per 10 milioni e mezzo di euro, anche a fronte di oltre 1000 falsi ricoveri in terapia intensiva coronarica. L'operazione, denominata Cuore Matto, è scattata questa mattina. Sequestrati i beni per 10 milioni e mezzo, disposta dal GIP l'interdizione di 12 mesi di esercitare attività professionali o imprenditoriali per il legale rappresentante e il direttore generale della struttura. La clinica privata Villa Sant'Anna di Catanzaro è un centro di riferimento regionale di alta specialità per il trattamento e la cura delle malattie cardiovascolari. L'indagine è stata avviata all'inizio del 2019 dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro. Nel mirino degli inquirenti è la gestione del reparto di unità di terapia intensiva coronarica, ufficialmente operante all'interno della clinica, ma che in realtà non è mai entrato in funzione. Grazie a tale sistema fraudolento, la casa di cura sarebbe così riuscita ad ottenere tra il 2013 e il 2019 dal Servizio Sanitario Regionale un illecito profitto di oltre 10 milioni di euro, e sul totale di tali somme, pari a 10 milioni e mezzo di euro, il GIP del Tribunale di Catanzaro ha disposto la misura cautelare reale del sequestro preventivo ai fini della confisca anche per equivalente nei confronti del legale rappresentante, del direttore generale della struttura e del direttore sanitario pro tempore. Gli indagati inoltre, una volta appreso dell'esistenza di un'indagine in corso, avrebbero anche minacciato alcuni medici di conseguenze sul piano lavorativo e personale nel caso in cui non avessero ritrattato o quantomeno rimodulato le dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria circa il mancato funzionamento del reparto UTIC. Le indagini proseguono per accertare l'eventuale coinvolgimento di altri dipendenti della struttura e anche delle strutture pubbliche deputate alla gestione e alla verifica dei requisiti necessari per l'accreditamento. Adesso una nuova inchiesta, le indagini che si sono chiuse per Piazza Bilotti a Cosenza, sono 13 in tutto gli indagati, le ipotesi d'accusa riguardano presunte irregolarità. Chiuse le indagini per i 13 indagati, fra i quali il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, nell'inchiesta denominata Piazza Sicura, che lo scorso 24 aprile ha portato al provvedimento di sequestro preventivo di Piazza Bilotti a Cosenza. Alla base del provvedimento disposto dal GIP su richiesta della DDA di Catanzaro vi è l'ipotesi di reato di falso relativo agli atti della procedura di collaudo dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione ricreativo-culturale della piazza. Le accuse investono pubblici amministratori, imprenditori, professionisti e pubblici dirigenti indagati a vario titolo per falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, mancanza del certificato di collaudo e con la previsione per uno degli indagati, l'imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri, dell'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare le attività della Coscamuto di Cetraro. Secondo le indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, che nell'aprile scorso aveva sequestrato la piazza e la struttura sottostante, non rendendola più fruibile ai cittadini, sono stati commessi reati di falso finalizzati ai finanziamenti per lavori complementari e per il rilascio del certificato di collaudo. Contemplato anche il reato di rivelazione di segreto, posto in essere secondo l'accusa da un pubblico dipendente in relazione ad attività ispettive che dovevano essere avviate sul cantiere, affidamento e frammentazione di incarichi sotto soglia in modo da aggirare gli obblighi posti dalla normativa in materia di appalti. Ancora per la cronaca, il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, Alfredo Ferraro, ha condannato proprio l'ex manager Domenico Barile alla pena di 6 anni di reclusione. Secondo l'accusa, l'imputato si è appropriato illecitamente dei fondi appartenenti alla Fondazione Field, ente in-house della Regione Calabria, a totale ed esclusivo capitale regionale, ente che Domenico Barile presiedeva negli anni in cui il governo regionale era guidato da Giuseppe Scopelliti. Adesso un'intimidazione ai danni della candidata a sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro. Persone non identificate hanno lasciato una busta con all'interno 2 proiettili e pallettoni sull'auto proprio del marito, che si trovava parcheggiata davanti alla loro abitazione. La Succurro è candidata per il centrodestra al ballottaggio per l'elezione del sindaco di San Giovanni in Fiore, in programma domenica e lunedì prossimi contro Antonio Barile, sostenuto da una lista civica. A trovare la busta sono stati la stessa Succurro e il
marito Marco Ambrogio, uscendo stamani proprio da casa. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine e è stato denunciato l'accaduto, sul quale indagano i carabinieri. Proprio ieri la candidata, durante un comizio, ha lanciato la proposta di Sangiovannesi di sottoscrivere un protocollo di legalità proprio per quanto riguarda il contrasto a ogni forma di criminalità sul territorio. Le parole adesso del procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, che hanno scatenato non poche polemiche, ma proprio ricostruiamo la vicenda. Come l'incidente diplomatico c'è stato, eppure con una discreta visibilità mediatica. Oggetto il processo Rinascita Scott che si sta svolgendo in questa fase iniziale a Roma. Protagonisti il capo della Procura di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri. Sotto attacco una dichiarazione resa dal magistrato nel corso di un'intervista. Il capo della Procura Reggina aveva affermato testualmente che la professione del difensore è nobile ed è indispensabile in un sistema democratico. Qualsiasi imputato, aveva ancora detto, ha diritto ad essere assistito in maniera adeguata. Sarà così per Rinascita Scott, una chiosa che ha sollevato la polemica. I penalisti catanzaresi e vibonesi hanno redatto con stizza il loro documento, affermando tra l'altro che mentre a Roma si dava avvio con tutte le criticità a suo tempo evidenziate al processo, non poteva registrarsi miglior vento contrario, con l'aggiunta di indicare geograficamente la provenienza dello stesso vento, cioè Reggio Calabria. Bombardieri non ha perso tempo e ha ribattuto, affermando che le sue parole sono state strumentalizzate. Il magistrato ha chiarito che il suo riferimento era ai gravissimi attacchi social, cosa peraltro avvenuta, con minacce ed ingiurie ad alcuni difensori di indagati per gravissimi fatti di sangue, circostanza appunto che è assolutamente verificabile. Il procuratore capo di Reggio ha poi chiarito che l'accostamento fatto dai penalisti è fuori luogo e fuorviante, manifestando massima stima nei confronti della Procura di Catanzaro e dei magistrati che lavorano all'interno. Adesso parliamo di un'altra emergenza. In Calabria scarseggia il sangue nei presidi ospedalieri di tutta la regione. Parte adesso la campagna di sensibilizzazione. Beta-talassemia e sindromi mielodisplastiche sono due patologie del sangue con un impatto significativo sulla qualità di vita delle persone che ne soffrono e dei loro caregiver. L'unico modo per arrivare alla guarigione di queste malattie è ad oggi il trapianto di midollo osseo. Tuttavia, importanti innovazioni terapeutiche si stanno profilando e potrebbero cambiare in modo considerevole la quotidianità di questi pazienti, limitando il ricorso a frequenti trasfusioni. Per promuovere la donazione del sangue ha fatto tappa a Reggio Calabria la campagna di sensibilizzazione Magnifico Donare. La trasfusione di sangue è ancora oggi la terapia d'elezione per i pazienti affetti da beta-talassemia, una malattia genetica ereditaria frequente in aree geografiche come il bacino del Mediterraneo, che è possibile diagnosticare sin dai primissimi giorni di vita. I dati fino alla data del 31 agosto ci confermano un trend positivo, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso di circa 800 unità di sangue. Anche per le sindromi mielodisplastiche, un insieme di malattie del sangue caratterizzate dalla proliferazione incontrollata delle cellule staminali che non riescono ad assicurare una normale produzione di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, le trasfusioni rimangono una terapia ad oggi necessaria. È soprattutto ai giovani che si rivolge la campagna, ricordando l'importanza di donare felicità completamente, semplicemente, adesso e sempre, nel brano Magnifico Donare, interpretato da Chiara Gagliazzo, testimonial della campagna. Quando la musica serve a qualcosa, e la musica alla fine come primaria importanza veicola dei messaggi, e quindi in questo caso era molto bello sensibilizzare, sollevare la questione sul fatto delle donazioni. Ed ora ci spostiamo a Cosenza per la presentazione del libro curato da Francesco Costner. Il Terrazzo Pellegrini di Cosenza, luogo simbolo per gli incontri culturali promossi dalla nota casa editrice, riapre le attività in presenza dopo il lungo periodo di lockdown e lo fa con la presentazione di un libro di grande attualità curato da Francesco Costner. Malgrado sia stato concepito e realizzato 3 mesi fa, ahimè rimane un libro di grande attualità con i contributi dei più autorevoli specialisti dei vari settori. Il volume di Costner pone una serie di domande come il Covid-19, che impatto ha avuto sulla vita degli italiani e come influenzerà il loro futuro.
Quali saranno i cambiamenti dopo che l'emergenza sarà finita? Che ne sarà dell'Europa? Come cambieranno la politica e il mondo delle istituzioni? E ancora, aumenterà il malaffare? Come ha funzionato la comunicazione? Che cosa può fare ognuno di noi per rendere questa crisi, questo momento storico così particolare, più consapevole, diciamo, più chiaro, più evidente nelle sue ricadute, nelle sue caratteristiche? E ho chiesto appunto a una serie di docenti universitari, di studiosi, di esperti di raccontarmi, di descrivermi, diciamo, dalla loro angolazione questa crisi. Adesso vediamo come ha chiuso la borsa. Apertura positiva per le borse europee. Secondo alcune indiscrezioni, il segretario al Tesoro USA Steven Mnuchin avrebbe aumentato il piano di aiuti precedentemente offerto dai repubblicani, nel tentativo di trovare un compromesso con i democratici. Mnuchin ha dichiarato che non è ancora stato raggiunto un accordo, ma che le trattative stanno proseguendo e lui e la speaker alla Camera USA Nancy Pelosi hanno fatto molti progressi in diverse aree. Sul fronte macro, l'agenda di oggi prevede la lettura finale degli indici PMI manifatturieri di settembre di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, oltre ai prezzi alla produzione ad agosto nell'Eurozona e il tasso di disoccupazione in Italia e nella zona euro. A Milano il FTSE MIB guadagna l'1%, in rialzo anche il CAC 40 di Parigi a più 1,2%, l'Ibex 35 di Madrid a più 1,1%, il FTSE 100 di Londra a più 0,9% e il DAX di Francoforte a più 0,3%. Sul Forex il cambio euro-dollaro è in rialzo a 1,175 e il dollaro-yen è sostanzialmente stabile a 105,5. Tra le materie prime poco mosse le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,1% a 42,3 dollari e il WTI a meno 0,2 a 40,2 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund riparte in area 137 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,86%. Tornando a Piazza Affari, in evidenza in avvio STM a più 3,7, con gli acquisti che premiano in particolare anche Banco BPM a più 2,7, Diasorin a più 2,2, Uzzi Unicem a più 1,9 e Biper a più 1,7%. Grazie, al prossimo aggiornamento. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.